Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dopo lunghe indagini, anche l'ultimo componente della banda di Slavi è stato arrestato dai carabinieri. Il gruppo di malviventi è responsabile di numerose rapine in appartamenti, la più cruenta nel luglio scorso ad Albidonia. Anche il secondo bando per l'assegnazione del mercato ittico di Cetraro è andato deserto. L'appello del sindaco: non c'è motivo di avere paura, lo Stato è con noi. Un detenuto marocchino ha aggredito a calcio e pugni 3 guardie penitenziarie nel carcere di Vibo. L'uomo è stato trasferito in Calabria dal carcere di Reggio Emilia, dove si è reso protagonista di altri episodi di violenza. Ha scelto il Santuario di Paola la polizia per celebrare il santo patrono del corpo, San Michele Arcangelo, la messa celebrata da 3 vescovi. Il Crotone agguanta il pari nei minuti di recupero, il pubblico non gradisce e mugugna. Il Cosenza domani in campo se la vedrà con il Perugia, la Serie C in campo oggi. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la cronaca in apertura. I carabinieri di Corigliano al termine di complesse indagini hanno arrestato l'ultimo dei ricercati di una banda di origini slave dedito a furto e rapine in abitazioni condotte anche con modalità efferate, la più cruenta nel luglio scorso ad Albidona. All'indomani della cattura dell'ultimo componente della banda degli slavi che ha portato a segno numerose rapine nello Ionio cosentino, il comandante della compagnia dei carabinieri di Corigliano racconta il modus operandi della banda. L'elenco degli atti criminali di cui si è resa responsabile la banda è molto lungo e tra questi il più cruento che si è consumato ad Albidonia il 5 luglio scorso, dove sorpresi dai proprietari di un'abitazione mentre erano intenti a rovistare nel tentativo di impossessarsi di denaro e oggetti d'oro, hanno reagito malmenando i malcapitati, in questo caso 2 donne, la proprietaria della casa e sua figlia. Iniziano come furti, cioè nel senso che iniziano come reati contro il patrimonio per rubare monili o altri gioielli all'interno dell'abitazione e poi per la sfortuna o per diverse circostanze si trasformano in rapine improprie, cioè soggetti, proprietari di casa che rientrano all'interno dell'abitazione non si aspettano di trovare ovviamente dei ladri all'interno e effettivamente poi trovano gli stessi al loro interno e poi non si sa come può andare a finire. Nella migliore delle ipotesi diciamo, i ladri possono scappare, nella peggiore possono succedere ovviamente delle colluttazioni o sequestri di persona. Le indagini sono state molto complesse perché la banda utilizzava auto di grossa cilindrata appositamente modificate, alcune addirittura dotate di bitonali e sirene per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Abbiamo acclarato che aveva una grande disponibilità di mezzi non comuni ma modificati dalla stessa banda. Infatti sono stati sequestrati a luglio proprio in un'officina di Corigliano Calabro diversi mezzi nella disponibilità della banda e delle macchine di grossa cilindrata che erano state modificate sia nel motore sia nell'impianto di sirene e di bitonali che utilizzavano, è stato acclarato in più situazioni, erano state utilizzate per sfuggire alle forze dell'ordine, dissimulando appunto agli occhi degli altri di essere a loro volta appartenenti alle forze dell'ordine. Anche il secondo bando per l'assegnazione del mercato ittico di Cetraro è andato deserto. L'appello del sindaco che dice non c'è motivo di avere paura, lo Stato è con noi. Niente da fare, il mercato ittico di Cetraro non interessa a nessuno, meglio, nessuno vuole sfidare l'humus criminale di questa città, se è vero che anche il secondo bando per la gestione è andato deserto. Eppure questa struttura ubicata nel porto potrebbe rappresentare una svolta nella gestione e commercializzazione del pescato. Analoga sorte era toccata nel 2016 alle manifestazioni di interesse per l'affidamento in concessione del servizio. Nello stesso anno, lo ricordiamo, era stata costituita l'Associazione Pescatori di Cetraro che aveva chiesto l'affidamento gratuito della struttura, ma non venne ritenuta idonea a svolgere il servizio. Da qui la necessità di una gestione diretta che però a questo punto sembra che nessuno voglia. Come se ne esce? Beh, difficile trovare una soluzione. L'appello del sindaco della città che si sta battendo molto sul fronte della legalità. Lo Stato dice è con noi. È andata deserta la seconda gara, ma ciò non significa che è mercato, perché il mercato è aperto. Il mercato ittico è aperto attraverso il personale del comune, che dà la possibilità ai pescatori locali di poter vendere il proprio pescato anche lì come punto vendita. È andata deserta la gara per la gestione dell'asta pubblica del pesce, ma non demordiamo
perché il mercato ittico rappresenta un simbolo per questa città, per i cittadini, un simbolo di libertà, un simbolo di appropriazione del posto da parte dello Stato, e questo simbolo deve essere vinta questa, non battaglia, ma questo impegno di civiltà. Io ho parlato un po' con i pescatori, ho parlato un po' con qualcuno che era interessato. Insomma, sembra che il problema sia di natura economica. Dicono che la movimentazione del pesce qui a Cetraro non è così importante. Questa è la ragione che mi hanno dato. Il timore che si possono scontrare con il clan, insomma, i clan sono tutti dentro, ragazzi. La storia adesso del clan di Muto è finito. Lo Stato ha fatto la sua parte. Se c'è un sentimento di paura, questo sentimento di paura lo vorrei far cadere e dire a chi è interessato di non averlo, perché c'è dietro l'istituzione comune, c'è lo Stato, c'è la città di Cetraro, ci sono i pescatori, insomma c'è chiunque che vuol dare un contributo. La paura del passato è un capitolo chiuso per questa città. Troveremo la soluzione perché questo simbolo possa splendere. Sospeso dal prefetto il sindaco di Deglianuova, arrestato nell'ambito dell'operazione Iris condotta dai carabinieri, che ha portato in carcere 18 persone affiliate alla cosca Alvaro di Sinopoli. Il primo cittadino di Deglianuova, Franco Rossi, finito in carcere perché coinvolto nell'operazione Iris messa a segno dai carabinieri nei giorni scorsi e che ha portato dietro le sbarre 18 persone affiliate alla cosca Alvaro di Sinopoli, è stato sospeso dalla carica di sindaco. La comunicazione della prefettura di Reggio Calabria è arrivata nella giornata di ieri. Il prefetto Michele Di Bari ha dichiarato la fondatezza della causa di cessazione in conseguenza dell'esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere disposta dalla Procura Antimafia di Reggio. La sospensione fa presagire che a breve, con molta probabilità, arriverà anche lo scioglimento del Consiglio Comunale di Deglianuova. Per il momento la gestione amministrativa dell'ente passa al vice sindaco Francesco Giorgi, insieme agli assessori che fanno parte della giunta e attraverso gli organi di stampa hanno fatto sapere di voler onorare l'incarico che ricoprono per garantire quantomeno i servizi minimi indispensabili per la cittadinanza. Per la DDA di Reggio Calabria non c'è dubbio, l'allora vice sindaco del comune, che poi diverrà primo cittadino e consigliere della città metropolitana reggina, Francesco Rossi era il referente politico, scrivono i magistrati della procura, della cosca Alvaro in seno al comune di Deglianuova, eletto con i voti della mafia e collocato nella carica pubblica dall''ndrangheta per farne i loro interessi. A Rossi viene contestato la partecipazione alla cosca di Sinopoli e non un ruolo di concorrente esterno. Una presunta compartecipazione contestata grazie alle numerose intercettazioni captate all'interno della Casetto, ovvero il casolare in contrada Scifà, il luogo nevralgico per gli Alvaro, dove in processione sfilavano mafiosi e referenti della provincia reggina. Le cimici dell'Arma dei Carabinieri infatti hanno documentato continue riunioni mascherate da pranzi e cene definite in gergo mangiate e un andiriviene costante di esponenti di tutti i mandamenti di 'ndrangheta della provincia di Reggio Calabria. Non può non colpire che un uomo che svolgeva funzione pubblica partecipasse a riunioni di 'ndrangheta e parlasse e si esprimesse col medesimo linguaggio. Colpiva il fatto che si trattasse di fatto di uno di loro. È stato il lapidario commento scritto dal PM antimafia Giulia Pantano, che insieme al procuratore aggiunto Gaetano Paci ha firmato il fermo con cui è finito in carcere l'oramai ex sindaco Francesco Rossi. Aggrediti 3 agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Vibo Valentia, protagonista della violenza un detenuto marocchino che non è nuovo ad episodi del genere. Un detenuto di nazionalità marocchina ha aggredito 3 agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Vibo Valentia. Quella diffusa dal sindacato Sappe potrebbe sembrare la classica notizia su uno dei tanti gravi episodi che avvengono nei penitenziari italiani e che vedono gli agenti subire angherie e violenze. Ma attraverso una minima ricerca si scopre che lo stesso marocchino si sarebbe reso protagonista negli ultimi mesi di diversi episodi di violenza in altre case circondariali del territorio italiano. Nel mese di giugno, il 35enne, classificato tra i cosiddetti islamici a rischio radicalizzazione, ha aggredito il comandante della polizia penitenziaria del carcere di Reggio Emilia con un violento pugno in faccia, causandogli una profonda lesione sopra l'occhio destro.
Solo grazie al pronto intervento degli agenti, riferiva all'epoca il sindacato, è stato scongiurato il peggio, considerato che il detenuto aveva buttato a terra il comandante nel tentativo di strangolarlo. Al comandante sono stati praticati vari punti di sutura, mentre il detenuto è stato trasferito. Ed è il mese di luglio, infatti, la notizia di un'altra aggressione avvenuta questa volta nel carcere di Catanzaro, dove un 35enne marocchino, ancora lui, ha aggredito un agente con una penna a sfera. La storia del detenuto marocchino parte da Piacenza, dove era recluso per reati di rapina, evasione, danneggiamento, minacce, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Passa da Reggio Emilia a Catanzaro e giunge a Vibo. I 3 agenti aggrediti hanno riportato contusioni guaribili in 2 e 3 giorni. Sulla sua strada ha lasciato un comandante e 4 agenti aggrediti e il sospetto di una radicalizzazione in corso. La domanda del SAP è comprensibile. Cosa si aspetta a mettere in atto iniziative concrete a difesa degli agenti e a espellere un soggetto violento e pericoloso affinché sconti la pena nel paese di origine? A Sellia Marina, nel catanzarese, un ragazzo di 16 anni ha tentato di estorcere 300 euro e un cellulare all'ex fidanzata tredicenne, minacciando di fare circolare notizie private su di lei contenute nei suoi account. Della vicenda sono venuti a conoscenza i carabinieri, che hanno arrestato il sedicenne con l'accusa di tentata estorsione. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. 3 centri estetici gestiti da cittadini cinesi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo a Lamezia Terme dai carabinieri del NAS di Catanzaro e della locale compagnia. I provvedimenti sono stati adottati a seguito di numerose irregolarità riscontrate in materia igienico-sanitaria. Fusti di olio esausto, rottami ferrosi e in plastica da manutenzione di veicoli e motori, candele e tubi in gomma sparsi all'interno dell'officina insieme a 5 autoveicoli in fase di riparazione. Lo scenario che si è presentato ai militari della Compagnia di Paolo della Guardia di Finanza, che hanno eseguito un accesso per fini fiscali in una ditta individuale risultata essere evasore dal 2008, non avendo presentato alcuna dichiarazione dei redditi e non in regola con la normativa che disciplina lo smaltimento dei rifiuti. Nei confronti del meccanico è stata applicata una sanzione amministrativa. I carabinieri della compagnia di Tropea hanno arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di furto un uomo di 36 anni. In un locale di proprietà di una donna ma di fatto in uso all'uomo sono state rinvenute 2 auto di proprietà di una società nazionale di noleggio risultate rubate da qualche giorno. Aveva occultato cocaina all'interno del deposito farmaceutico dove lavorava, arrestato un 41enne residente a Davoli, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Soverato hanno eseguito una perquisizione personale nei confronti dell'uomo, rinvenendo all'interno di un borsello 3 involucri contenenti 1 grammo di cocaina e la somma di 430 euro divise in banconote di vario taglio. Processo sull'assenteismo al poliambulatorio di Mileto. Dopo 8 anni dell'operazione dei carabinieri, il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di 2 dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale accusati di truffa aggravata e falsità ideologica. Ieri nel corso dei nostri TG vi abbiamo raccontato la storia della 77enne gravemente malata che vive a Cosenza in via Popili e che rischia di essere sfrattata. Ebbene, dopo il nostro servizio è scattata una vera e propria gara di solidarietà. Tanta solidarietà, tante richieste sono giunte in redazione per supportare e aiutare la signora Grazia, la donna che rischia lo sfratto in via Popili a Cosenza, 77 anni, malata, non ha pagato il fitto dell'appartamento popolare in cui abita. Ora l'Aterp le ha comunicato lo sfratto, Grazia vuole pagare ma a rate, una pratica che sta seguendo il CAF, anche se al momento non ci sono risposte. 10 giorni di tempo, la scadenza è prevista lunedì. La signora, dalla storia dolorosissima, ora ha paura. Dal comune di Cosenza fanno sapere che l'Aterp dipende dalla regione e non da Palazzo dei Bruzzi, ma che il municipio interverrà in favore della signora. L'amministrazione comunale è sempre stata attenta al discorso sociale, a chi ha difficoltà. Anche in questo caso ci facciamo non solo portavoce, ma vogliamo rassicurare la signora che insieme troveremo una soluzione. La dignità con cui la donna ha raccontato la sua condizione, non chiedendo null'altro se non di pagare un poco alla volta il debito, ha toccato la coscienza di tanti che vogliono sostenere la donna. Lei è molto riservata, ma chiunque volesse può contattare la pagina Facebook della nostra rete. Rimaniamo a Cosenza, ma parliamo di raccolta differenziata di alluminio che a quanto pare va molto bene.
Cosenza ospita gli Alu Days, un'iniziativa che il CIAL, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio, dedica alla raccolta differenziata dell'alluminio. Dal capoluogo Bruzio è iniziato un tour in alcune città del sud Italia, nelle quali il Consorzio opera da tempo. Sono particolarmente contento di ospitare questa iniziativa perché nell'ambito delle varie iniziative volte all'informazione sulla differenziata, questa mi pare che da un punto di vista tecnologico quasi abbia delle caratteristiche di particolare avanzamento in termini di informazione. Qui ci sono anche dei vari schermi che informano sul riciclo, poi mi è parso che anche l'impegno con le stolaresche sia particolarmente sviluppato e soprattutto vedo che attraverso delle bici si fa anche un'informazione nell'ambito della città, quindi credo che siano 5 giorni particolarmente intensi che certamente serviranno a dare sempre una maggiore informazione, una maggiore coscienza dell'importanza della differenziata. I risultati della raccolta differenziata dell'alluminio a Cosenza sono incoraggianti e stabili negli ultimi 2 anni. Bisogna dare merito a questi risultati, ma anche e soprattutto consolidarli e migliorarli. La raccolta differenziata va bene, ma può migliorare. I margini di miglioramento sono veramente tanti. Al momento su Cosenza si raccolgono circa 10 tonnellate di alluminio, che sembrano poche, in realtà si tratta di un numero considerevole, se consideriamo che è l'equivalente di circa 800.000 lattine. L'obiettivo però è quello di crescere ancora e di raddoppiare, se possibile, questa raccolta, perché le potenzialità ci sono. Ha scelto il Santuario di Paola la polizia per celebrare il santo patrono del corpo, San Michele Arcangelo. La messa è stata celebrata da 3 vescovi. La polizia schiera i suoi uomini sul piazzale del Santuario di Paola. Oggi è festa solenne, la festa di San Michele Arcangelo, difensore della giustizia, patrono della Polizia di Stato. La Santa Messa, presieduta da Monsignor Francesco Nolè, vescovo metropolita della diocesi Cosenza-Bisignano, da Monsignor Leonardo Bonanno, vescovo di San Marco Argentano Scalea, e da Monsignor Donato Oliverio, eparca di Lungro. 3 vescovi, un evento eccezionale, ha detto Monsignor Nolè, per sottolineare la vicinanza della Chiesa alle forze dell'ordine impegnati nella sicurezza pubblica. Ad animare la celebrazione il neonato coro della Polizia di Stato. Oggi non ci sono numeri, nessun dato, se non un messaggio per i cittadini. È la festa di San Michele, che è il nostro protettore. E abbiamo desiderato fortemente poterla fare in questo santuario di pace, perché San Michele rappresenta la vittoria del bene sul male, e quindi indipendentemente dalla festa ufficiale della Polizia di Stato, che poi si terrà il 10 aprile, oggi è un evento per noi importantissimo, perché è proprio un evento che unisce l'istituzione alla fede. Siamo onorati di poter essere a Paola per festeggiare questa ricorrenza così importante. Esserci sempre, lo slogan, divulgare la cultura della legalità, soprattutto tra i giovani presenti stamattina alla celebrazione religiosa. Testimoni dei valori, le presenze istituzionali, anche il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, e i rappresentanti dei comuni con la fascia tricolore. Una festa religiosa e civile che ha visto la partecipazione di personale del reparto cinofili e del reparto a cavallo della Polizia di Stato, l'allestimento di uno stand dell'ufficio relazioni con il pubblico della Questura di Cosenza e della Polizia di Stato. Il Comune di Cosenza ha intitolato un'area verde a Domenico Crea, che spese la sua vita per la politica. A Cosenza il parco situato all'angolo tra via Mortati e via Falvo, nei pressi del Tribunale, da oggi ha un nome, è diventato Piazza Demetrio Crea, in onore di colui che, meglio conosciuto come Mimmo, visse tutta la sua esistenza nella città Abruzia, al servizio di una fervida passione politica. Il suo esempio di socialista, instancabile lavoratore e ammirevole padre di famiglia è stato riconosciuto pubblicamente con l'intitolazione a suo nome di uno spazio libero aperto, frequentato da famiglie e bambini. Oggi abbiamo intitolato una piazza ricavata da uno spazio che prima era inutilizzato e adesso viene invece molto frequentato da bambini, da persone avanti con l'età, ad una personalità della città, per ristabilire proprio quel rapporto
che lega il passato anche a questa nostra azione di governo contemporanea. In questo caso abbiamo intitolato la piazza a un personaggio illustre della città che è stato anche consigliere comunale, assessore alla pubblica istruzione, assessore al personale negli anni '80, ha svolto in modo eccezionale dei compiti che erano assolutamente normali, però lo ha fatto con quella passione, con quell'amore che lo ha contraddistinto in tutto il suo percorso di vita. Alla cerimonia di intitolazione ha partecipato, tra gli altri familiari del compianto Crea, anche il figlio Filippo, un'eccellenza della cardiologia nel mondo. In un paese in cui i progetti sono pochi, questo sindaco ha un progetto, ha una visione, questo di per sé è un fatto positivo. E poi la visione è quella di una città più vivibile, meno inquinata, più attenta alla salute del cittadino, soprattutto in termini di prevenzione. E sappiamo che la più potente forma di prevenzione è proprio semplicemente l'attività fisica che fa stare in buona salute alle nostre arterie, e quando le nostre arterie si ammalano arriva l'infarto, arriva l'ictus. Quindi questo progetto di città a misura d'uomo, piena di piazze popolate, in cui la gente fa attività fisica e si incontra, era l'ideale di mio padre ed è in questo progetto di Città Nuova. Siamo alla pagina sportiva, la curva sud dello Scida contesta il tecnico Stropp al termine della gara che il Crotone ha rischiato di perdere con il Brescia. L'allenatore non si dimette e loda la sua squadra. Domani il Cosenza affronterà il Perugia, sfida tra due squadre alla ricerca disperata di punti. Sentiamo Gianluca Pasqua. Il Crotone evita la terza disfatta consecutiva, ma non la contestazione dei tifosi all'indirizzo del tecnico Stropp. Risultati e classifica deludono, ma la prestazione dei rossoblù contro il Brescia dovrebbe tranquillizzare o quantomeno inorgoglire i sostenitori, perché all'11° minuto del primo tempo i padroni di casa hanno giocato ad handicap sotto di un gol e con l'uomo in meno per l'espulsione di Golemic, costretto a strattonare Torregrossa solo davanti a Cordaz. Il rigore trasformato da Donnarumma non ha scalfito la voglia del Crotone di giocare a viso aperto e l'uomo in più del Brescia, almeno nel primo tempo, è stato l'estremo difensore Alfonso che ha annullato i tentativi di uno scatenato Budimir. Gli ospiti non sono riusciti a infierire, attendendo l'avversario e pungendo il contropiede, ma lasciando l'iniziativa al Crotone hanno favorito il pareggio propiziato dal cross di Firenze per la testa di Budimir, che stavolta non ha trovato ostacoli. I padroni di casa hanno continuato a giocare con intensità, ma un'altra sbavatura difensiva ha spianato la strada al gol del nuovo vantaggio confezionato da Tonali e Dall'Oglio. Il sorpasso avrebbe potuto essere quello definitivo, ma ancora una volta la svolta è arrivata dalla coppia Budimir-Alfonso. L'uscita a valanga dell'estremo difensore ha concesso al croato la palla gol dell'ultimo secondo, gli applausi e il mezzo sospiro di sollievo dello Scida. E non c'è da aggiungere altro se non fare i complimenti alla squadra per come ha lavorato sul campo, per l'orgoglio, la determinazione, la cattiveria che si diceva in questi giorni che doveva farla da padrona. Oggi nella difficoltà probabilmente è uscito un carattere che questa squadra deve sempre portare in campo, e nonostante l'inferiorità, nonostante anche qualche avversità, la squadra ha fatto una partita strepitosa. Il Cosenza si riprende la domenica alle 15 al Marulla. Sarà di scena il Perugia di Alessandro Nesta. In conferenza stampa l'ex milanista ha fatto riferimento alle condizioni del prato cosentino e ha offerto una propria valutazione sullo spessore di Corsi e compagni. Ma il campo è migliorato, noi abbiamo visto, c'è tanta sabbia, rimbalza poco, però dai, la palla scorre e va, cioè è un discreto campo. Cosenza siamo andati a vederlo alla prima giornata a Ascoli, abbiamo visto c'è Ascoli Cosenza, è una squadra che hanno cambiato 4 giocatori e comunque vengono da un percorso con l'allenatore con tanto tempo alle spalle. Buona squadra e la nostra portata, dovremmo fare una partita per far punti, per metterla in difficoltà. Ripeto, una squadra alla nostra portata. Piero Braglia non si scompone, sarà il campo come al solito a dare il responso definitivo, quel campo che finora è stato ingeneroso con il Cosenza e i rossoblù, chiamati ad invertire la tendenza per evitare di rendere più ripida la salita. Io spero che lui si sbagli e che i ragazzi gli dimostrino che non sono alla portata per noi. Noi dobbiamo, e lo ripeto per l'ennesima volta, noi dobbiamo svoltare. Noi dobbiamo prendere la situazione in mano noi e trascinare gli altri, cosa che abbiamo fatto già l'anno scorso. Questo è quello che dobbiamo fare, senza tante chiacchiere e senza tanti ma.
È in campo oggi pomeriggio le calabresi di Serie C. Per la Vibonese la prima vittoria stagionale arriva contro il Matera, decisiva la rete di Taurino a fine primo tempo, una gara che dunque si conclude con il risultato di 1-0. Sconfitta casalinga invece per il Rende, il Catania infatti vince all'esordio di campionato sul campo del Marco Lorenzo. Nei siciliani si aggiudicano la gara con il risultato di 2-1. E sconfitta anche per il Catanzaro in trasferta, battuto dalla Casertana per 2-1. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Un ciclone tropicale interessa le acque tra Italia e Grecia, ad ovest invece domina l'alta pressione che protegge dal maltempo anche la nostra regione. Diamo quindi uno sguardo alle mappe in dettaglio. Domani sereno ovunque, salvo qualche addensamento pomeridiano sui monti, ove non si esclude qualche breve isolato piovasco. Temperature in lieve aumento. Analizziamo ora lo stato di mare e venti. Domani poco mosso il Tirreno, mosso lo Ionio. Venti deboli da quadranti settentrionali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. È tutto, grazie e arrivederci a domani. E grazie per essere rimasti con noi, buona serata, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.